the women 200 meter individual medley. Nuoterà in prima corsia l'atleta del Nottoli nuoto, già medagliata nei misti ai campionati italiani giovanili, Vanessa Andreetta. In corsia 2 a difendere i colori dell'Antares, Jessica Marraffa. In corsia numero 3 i colori del Veneto Banca Montebelluna, pluricampionessa italiana giovanile, titoli vinti nei 200, 400 e 800 stile libero, finalista in Coppa Komen con gli azzurrini, Vittoria Grotto. Al suo fianco in corsia 4 ha partecipato ai Giochi Olimpici, è stata semifinalista europea, will swim in lane 4, participating at the Olympic Games and European finalist, Anja Klinar, Slovenia. In corsia 5 anche lei è stata semifinalista ai campionati europei, ha partecipato ai Giochi Olimpici, semifinalist at the European Championship and participating at the Olympic Games, Tiasa Pintar, Slovenia. In corsia 6, pluricampionessa italiana giovanile dei misti, del dorso, dello stile libero e già nazionale giovanile, è stata ai piedi del podio con la 4x200 stile libero agli Europei Juniores del 2013, Veronica Lucchese, Nottoli nuoto. In settima corsia Serena Mometto, Team Veneto, e in ottava Arianna Rado, Idros. Anja Klinar, grande favorita in questa specialità, questa mattina ha nuotato il miglior tempo, 2:16:22, per lei sono 2 le partecipazioni olimpiche, Pechino 2008, Londra 2012, è stata capace anche di andare a podio con la medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo nei 400 misti in carriera, sempre con la nazionale slovena. Passaggio a farfalla che già ci dice qualcosa, una lunghezza su tutte, la Klinar 29:14, Marraffa 30:50, Veronica Lucchese 30:57 in terza posizione. Da più anni ospite di questa manifestazione Anja Klinar, tra le beniamine della nazionale slovena. Lucchese che rientra, Veronica Lucchese nel dorso, si avvicina un po' alla Klinar, ancora davanti a metà gara, 1:03:47, Lucchese 1:05:07, l'altra slovena Tiasa Pintar che si inserisce alla terza posizione, 1:06:10. Klinar che non ha punti deboli in questa specialità, è competitiva nei 4 stili in modo molto equilibrato. Veronica Lucchese a difendere i colori azzurri sul podio probabile con le slovene, la tre quarti gara se ne va via con la Klinar che vira in 1:42:54, Lucchese 1:45:86, Tiasa Pintar 1:45:97. Primato della manifestazione di Francesca Segat, stabilito qui nel 2009, 2:10:78, un record difficile per la Klinar che ormai prenota la prima vittoria ufficiale del 19° Memorial. Anja Klinar 2:13:00 su 13.00, è doppietta slovena per il Gorenica Radovljica con Tiasa Pintar che è seconda in 2:16:94, Veronica Lucchese alla terza posizione 2:17:60.